conformità anche a una risoluzione di novembre del Parlamento europeo, abbiamo ritenuto come Regione di dar voce a questa iniziativa che ha rilevanza e un'attualità quasi come un'emergenza. Ci accorgiamo ogni giorno di più che i nostri figli, i minori, soffrono dei condizionamenti e vivono stati di fragilità che portano addirittura a situazioni di autolesionismo, di isolamento e tante altre negatività, addirittura il suicidio. Già dire sta parola mi fa venire i brividi, però la realtà è più drammatica di quello che noi stessi adulti riusciamo a percepire. Quindi è necessario non porre dei divieti fino a se stessi, ma di trovare strumenti di tutela dei minori perché gli stessi non subiscano quello che attraverso i social noi a volte per comodità accettiamo che subiscano. Questa è la realtà. Quando vediamo i bambini al ristorante con lo smartphone isolati da tutti, anche dagli stessi genitori, evidentemente abbiamo già una mancanza grave. Bisogna far sì che i ragazzi, i bambini, i minori vivano la loro crescita educativa, il loro momento pedagogico in assoluta libertà e conoscendo la realtà, non vivendo nel mondo virtuale. Questo è il punto. L'iniziativa speriamo venga istruita rapidamente, auspichiamo che il Parlamento anche italiano possa quanto prima conformarsi a quelli che sono gli indirizzi del Parlamento europeo e tutti insieme possiamo migliorare il futuro dei nostri minori. È una proposta che ha già fatto la Francia, che è già stata approvata, l'Australia è già stata approvata, l'Unione Europea il 26 novembre del 2025 ha chiesto agli Stati di adottare una normativa di questo tipo, anche in Parlamento italiano c'è una proposta che giace ma è difforme dalla nostra. Noi chiediamo, come con questa proposta di legge, un divieto ai minori di 16 anni di possedere gli account social network per tutelarli dai danni da smartphone. Io ho 5 figli, quindi copro un arco, di età anche scolastiche che vanno praticamente dall'infanzia fino alla fine delle superiori e ovviamente vedo i miei figli e i loro compagni di scuola, i figli degli altri genitori che vengono a scuola ed è impossibile non notare come la disponibilità di cellulari, di smartphone, di questo genere di device e tecnologie digitali sia onnipresente e immersiva e faccia parte della, storia di ogni famiglia. È troppo, c'è la necessità di fare un passo indietro e di allontanare i bambini da questi device. Faccio solo un semplicissimo esempio: basta prendere un gruppo di bambini, adolescenti e togliergli lo smartphone e rifioriscono. Diventano bambini, adolescenti diversi, in cui la comunicazione, il gioco, il piacere di stare insieme dopo i primi momenti di smarrimento prendono immediatamente il sopravvento.